Anche nel Padovano migliora la situazione sul fronte della pandemia da coronavirus. Se in tutto il Veneto le persone attualmente positive sono 10.817, 932 in meno rispetto a 7 giorni fa, nella provincia Euganea sono 2.203, 200 in meno rispetto alla scorsa settimana. L'incidenza a Padova è di 84 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, contro i 61 della media regionale. Per quanto riguarda i tamponi refertati dall'azienda ospedaliera, negli ultimi 7 giorni sono stati individuati 190 nuovi casi, il 2,2% degli oltre 8.500 test eseguiti, una percentuale che si è mantenuta in linea con la settimana precedente. Negli ultimi 7 giorni sono entrate in pronto soccorso 2.260 persone, 238 di queste in area Covid per una sospetta infezione. Dei 64 adulti entrati in pronto soccorso, 37 sono poi risultati positivi al tampone, su 174 bambini invece ne sono risultati positivi 3. Ad oggi le persone ricoverate all'ospedale di Padova per Covid-19 sono 47, 4 di questi in terapia semi-intensiva, 10 invece in terapia intensiva. Tra questi ultimi 4 non sono vaccinati, tutti con meno di 50 anni, altri 5 sono vaccinati ma tutti sopra i 65 anni e con un quadro clinico complesso. Il direttore generale Giuseppe Dalben ha poi fatto il punto sulle sospensioni dei sanitari Novax. Il provvedimento fino ad ora è giunto nei confronti di 101 persone, in 9 però hanno provveduto con la vaccinazione. Al momento quindi i sanitari sospesi sono 92, tra cui 53 infermieri, 30 operatori sociosanitari e 2 medici. Novità infine anche per la terza dose di vaccino. La terza dose ha iniziato il suo percorso, abbiamo vaccinato diverse persone in stato di fragilità, che era la prima categoria di persone a cui era destinata appunto la terza dose. Adesso continueremo con l'attenzione appunto agli anziani, ultraottantenni e al personale sanitario sopra i 60 anni.